Il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini incontrerà oggi il presidente della regione Veneto Luca Zaia. L'appuntamento sarà nel pomeriggio, all'ordine del giorno le infrastrutture, la portualità e la mobilità. Inoltre questa mattina Salvini affronterà anche il tema della A22. Restando nel nord-est, il vice premier e ministro ha confermato l'intenzione di fare al più presto sopralluoghi in alcuni centri nevralgici, tra cui il sistema di dighe mobili Mose. Salvini, giunto a Chioggia più volte in occasione delle elezioni amministrative prima e politiche poi, ha avuto già modo di conoscere anche le difficoltà della viabilità della statale 309 Romea, un argomento toccato da molte figure politiche ma non ancora minimamente risolto. Anno nuovo, agenda nuova. Vieni a scegliere la tua agenda o il tuo calendario per il 2023 alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia.